Signor Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, Presidente Jacob, Presidente Serracchiani, Onorevole Zambelletti, autorità, colleghi sindaci. Signor Presidente, benvenuto in Friuli, benvenuto a Udine per commemorare insieme a noi quel giorno di immane tragedia e devastazione che cancellò per l'eternità in pochi istanti tante vite, tanti ricordi, tante esperienze, tanti affetti, tanti progetti. Ma il 6 maggio 1976 fu anche il giorno che segnò l'inizio della ricostruzione del Friuli, una straordinaria epopea che sa di leggenda. Fu lezione di resilienza per tutte le comunità che anche in futuro vorranno chiamarsi tali. Fu un paradosso. Il Friuli seppe trasformare una tragedia in un rinascimento. Friuli, terra di emigrazione sin dall'Ottocento, che a fronte delle devastazioni del terremoto avrebbe potuto non sollevarsi mai più e invece, facendo leva sulla determinazione della sua gente, sulla coesione sociale, sulla solidarietà locale, nazionale e internazionale, scrisse una pagina memorabile di storia dell'umanità che mitigò il dolore per le perdite umane, restituendo l'orgoglio a una comunità unita, facendole raggiungere un livello di benessere mai immaginato prima. La maturità dei friulani di allora fu esemplare, vollero far ripartire la costruzione dalle fabbriche e l'unica nuova fabbrica che chiesero di costruire fu la fabbrica della conoscenza, l'università. Il Friul alla di Saltafur dal Taramot non alla maniera dei morti, con i piedi, con una nuova emigrazione, ma alla maniera dei vivi, i Kulchaf, con la testa. Nelle tendopoli ci fu la raccolta decisiva di firme per una legge di iniziativa popolare per l'istituzione dell'Università di Udine. Oggi è stata scoperta una lapide dedicata ad uno dei protagonisti di quel rinascimento e verranno ricordati tanti singoli nomi di persone, ma non dobbiamo lasciarci ingannare pensando che quella fu una stagione nella quale vissero alcuni giganti ai quali va singolarmente il merito. Se fu possibile consegnare alla storia della nostra patria un esempio così sublime, il merito fu di ogni singolo friulano, di ogni singolo cittadino che venne da fuori a prestare soccorso e ad aiutare. E fu merito dell'autorevolezza della politica e delle istituzioni, sia nazionali che locali, e della fiducia che i cittadini riponevano in tali istituzioni, proprio quelle che oggi vengono denigrate da tanta antipolitica. Fu merito della forza di quelle organizzazioni, di quegli organismi intermedi che oggi tanti giudicano inutili, come i partiti o i sindacati. Ci fu una straordinaria partecipazione popolare, ma questa non fu individuale, bensì collettiva, come ai tempi della Resistenza. Signor Presidente, il Friuli è stato insignito della medaglia d'oro per la lotta di liberazione per quanto seppe fare 71 anni fa. E qualcosa di molto simile accadde 40 anni fa. Ci fu una presa di coscienza collettiva, una decisiva spinta al rinnovamento e anche a un concetto di pratica di cittadinanza. Il terremoto fu la molla per una partecipazione attiva ad una vicenda collettiva della regione, per una diffusa assunzione di responsabilità. Un passaggio straordinariamente innovativo, ma decisivo, fu proprio la delega operativa sostanziale ai sindaci. Il conferire loro l'autonomia di funzionari regionali permise di superare, grazie anche alla commissione speciale, quella carestia di responsabilità che è la burocrazia, di quel governo di nessuno che oggi invece paralizza noi sindaci, rendendoci subalterni ad un apparato dirigenziale esecutivo che spesso è irresponsabile. Quell'autonomia di potere, invece, delegato ai sindaci, permise anche di risolvere i conflitti che inevitabilmente emersero, senza dover consegnare all'ignavia di un farraginoso sistema giudiziario o amministrativo di controllo, quanto poteva molto più rapidamente essere deciso direttamente. Quella fu una stagione nella quale la politica seppe essere vicina ai cittadini, seppe essere attiva, proprio perché non fu delegittimata o commissariata da superburocrati o da organi di controllo autoreferenziali. Anche questa è una lezione che viene dal Friuli. Fiducia ai cittadini, fiducia ai sindaci che sono da loro eletti, fiducia nella politica e nella sua organizzazione. Questa fiducia, questa autonomia, questa operatività deve continuare ad essere delegata a chi opera sul territorio, perché è l'unica soluzione anche per affrontare le grandi e urgenti questioni di questa nostra epoca, come il flusso dei richiedenti asilo che a decine vengono scartati dai paesi del nord Europa ed entrano dall'Austria in Friuli, giungendo quotidianamente anche qui a Udine. A nome di tutti i sindaci del Friuli, signor Presidente, e delle comunità che rappresentano, le porgo i più calorosi saluti in quest'anno che ricorda i 40 anni del terremoto, ma anche i 70 anni del voto alle donne,
anche se nella libera Repubblica Partigiana della Carnia le donne votarono già nel 1944, e anche ricorda quest'anno i 150 anni dell'ingresso di quasi tutto il Friuli nell'Italia unita, dopo il plebiscito seguito alla Terza Guerra d'Indipendenza. Sia sempre vivo, dunque, il ricordo di coloro che perirono nel terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, ma sia sempre vivo anche il ringraziamento a coloro che seppero ricostruirlo. Prende la parola